in collaborazione con Cari amiche e cari amici, siamo di nuovo qui, Casa Zanotto non vi lascia assolutamente, il mese di dicembre è importantissimo, siamo arrivati a Capodanno. A Capodanno il maestro ha preparato, il grande maestro, ciao maestro, non mi dimentico di te, sai? Sei qui al mio fianco, mi hai accompagnato per tante trasmissioni e abbiamo fatto... Sì. Bene, abbiamo fatto bene per il Veneto. Allora voglio vedere come presenti questo piatto. Guarda, adesso te lo presento, stai attento, segui bene. Dopo io ti faccio le varianti. Va bene. E allora, zuppa di fagioli, per Capodanno li presentiamo, maestro, la zuppa di fagioli con il radicchio di Treviso, che è sempre qualcosa di straordinario, no? Per festeggiare il Capodanno abbiamo scelto un piatto che unisce tradizione, sapori autentici e un tocco di eleganza tutta veneta. La nostra zuppa di fagioli con radicchio di Treviso. Vero maestro? Sì. È straordinario, è qualcosa di eccezionale solo a pensarlo, ma poi a mangiarlo ancora di più. Una ricetta che profuma di casa e di convivialità, regalando un equilibrio perfetto tra morbidezza e note leggermente amarognole. Un piatto semplice ma allo stesso tempo ricco, capace di scaldare il cuore e di riunire attorno a una tavola amici, parenti, fratelli, sorelle. Esatto. Il mondo, tutto il mondo si riunisce intorno a un piatto di pasta e fagioli, o radicchio e fagioli, o tutte le ricette di fagioli. Ma poi quando ti dirò la ricetta, guarda, quando ti elencherò che cosa ci vuole, sarà il massimo. Servita fumante, accompagnata magari da crostini dorati o da un filo d'olio buono, vergine, Evo. Questa zuppa diventa la compagna ideale per iniziare l'anno all'insegna del gusto, della tradizione e dei momenti condivisi. Che il nuovo anno sia caldo e accogliente proprio come questa zuppa. Buon Capodanno a tutti. No maestro, l'ho detta bene? Bene, gli ingredienti hai detto? No, dopo li diciamo gli ingredienti. No? Puoi dire subito. Li diciamo subito l'ingrediente? Regia, facciamo subito l'ingrediente. Sì. Benissimo, facciamo subito l'ingrediente. Così diamo la ricetta completa. Così diamo la ricetta. Allora, attenzione perché qui c'è veramente da... attenzione. Vediamo se la presenti bene. Allora, la zuppa di fagioli all'antica con il radicchio. La provincia di Belluno è la patria dei fagioli di Lamon. Vero? Avete mai sentito parlare di Lamon? Sono i fagioli migliori del mondo. Certo. E di Santa Giustina. Vero maestro? Bellunese. Prodotti che da sempre caratterizzano la cucina locale. Vi propongo una minestra ricca e genuina ispirata alla tradizionale minestrone grasso bellunese che durante la cottura prevede l'aggiunta di patate e fagioli. In questa variante, altrettanto saporita, il radicchio rosso di Treviso dona un tocco in più, conferendo alla preparazione profumo, colore e un piacevole sapore amarognolo tipico della tradizione veneta. Per 4 persone, attenzione, 300 grammi di fagioli, naturalmente secchi di Lamon, una cipolla, una gamba di sedano, una carota, un piedino di maiale, qualcosa di straordinario da mettere dentro, 4 cucchiai di olio Evo, naturalmente olio vergine, come dici te.
50 grammi di cotiche di maiale, qualcosa di eccezionale che va a inserirsi con lo zampino e il sapore del... È fantastico questo, ma mi hai fatto qualcosa che veramente io non so come posso rinunciare a questa zuppa di fagioli. Un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un bel pomodoro maturo, tolto la pelle, ci togliamo la pelle, tagliato a pezzetti, un ramoscello di rosmarino, una foglia di alloro, uno spicchio d'aglio, un piccolo cespo di radicchio rosso di Treviso, circa 150-200 grammi, tagliato a listarelle. E adesso andiamo al procedimento. La sera precedente, ragazze che mi state a guardare, che ci state a guardare, che ci state a sentire, naturalmente io ho detto gli ingredienti e il procedimento, però voi vedete, tornate a vedervi il filmato quando volete perché trovate tutti gli ingredienti e il procedimento magari con più calma. Il procedimento, la sera precedente mettete i fagioli secchi di lamon a bagno in acqua fredda, mi raccomando acqua fredda, non acqua calda. Il giorno seguente preparate un soffritto, attenzione, in una pentola capiente scaldate l'olio e fatevi appassire dolcemente la cipolla. E qui è quello che dicevo prima, la cipolla non deve bruciare, ma deve addormentarsi nell'olio. Se uno non vuole la cipolla può essere lo scalogno. Lo scalogno invece va trattato con forza, lo scalogno deve scricchiolare nell'olio. Sì. Ecco, sono due cose diverse, sono due sapori diversi. Vero? La cipolla si addormenta nell'olio. E andiamo dolcemente nell'olio. Sedano e carote tritati, anche questi immersi nell'olio bollente. Aggiungete la foglia di alloro e lo spicchio d'aglio intero. Unite quindi le cotiche tagliate a pezzettini. Le cotiche tagliate a pezzettini mi fanno venire. Le cotiche tagliate a pezzettini. Il piedino di maiale non posso farne a meno. Un piedino di maiale Fantastico. ti dà... ti fa vivere, ti dimagrisce anche. Ti dimagrisce perché ti mette forza. Ti dimagrisce. Due piedini di maiale dimagriscono ancora di più due piedini Tu hai bisogno di forza, quindi è vero. Il piedino di maiale, i fagioli, ho perso quando parlo di piedino di maiale, io perdo Allora, il piedino di maiale, i fagioli scolati, il pomodoro a pezzi e un sacchettino di stoffa contenente il ramoscello di rosmarino. Lo mettete dentro un sacchettino di stoffa, se no perde tutti, si sbriciola. Beh, ma anche preparato al momento, anche un calzino non sporco. Calzino sporco. Aggiungete anche il radicchio rosso di Treviso tagliato a listarelle, che cuocendo insaporirà e colorerà la minestra. Coprite tutti gli ingredienti con acqua fredda, portate a lieve bollore e fate cuocere a fuoco dolce per circa 2 ore. Trascorso questo tempo eliminate il piedino di maiale, no, eliminatelo, mangiatelo, lo togliete naturalmente da lì, e il sacchettino di rosmarino. Passate una parte dei fagioli al passaverdura e rimetteteli nella pentola, così da ottenere una consistenza più cremosa. Regolate sale e pepe, poco prima di spegnere il fuoco potete unire, se volete, il prezzemolo tritato. È qualcosa di sublime questa ricetta e ve la consiglio, e sarà, non è pesante, è leggerissima. Tu dimentichi. E allora siamo arrivati di questa ricetta una cosa molto importante. Hai trascurato che innanzitutto è la regina delle nostre minestre. L'abbiamo detto, sopra. Poi... L'ho detto male? No. Poi, cosa fa questa minestra? Dimmelo, cosa fa questa minestra quando la mangi? Ti fa bollire.
Bollire cosa? Ti fa bollire tutte le vene, cosa ti fa? Ma Dimmi cosa tu ti fa. dimentichi cosa? Allora, nel 2000 sai come è stata battezzata? No, non mi ricordo. I maestri cantori di Norimberga in Ecco, una musica di sapori. ci voleva, No, ci voleva. come ma perché è stata battezzata così? Perché? Perché Vogliamo dirlo? certamente, non vorrei mica lasciare fuori questa parte così gioiosa. A Capodanno, No. poi ci saranno anche i fuochi artificiali. Quindi questa qui crea, quando la mangi, un'atmosfera piacevole. Sai qual è? Che ti crea una musica Sublime. una musica di sapori, che l'ho detto, ma ti crea una musica perché trasmette Al corpo. Non siamo lì in suspense. trasmette, lei brontoeona. Lei è brontoeona e difatti è... E quindi cosa fa? La te fa... Buoni fuochi artificiali. Buon Capodanno a tutti. Un abbraccio, amici nostri, perché la prossima trasmissione sarà la Befana. In collaborazione con